Riempitevi gli occhi di barocco e poi entriamo perché c'è una bellissima sorpresa che ti aspetta. La cosa più bella della cattedrale è questo contrasto forte tra le colonne greche del V secolo e l'altare maggiore del XVIII secolo. Ci sono fra l'uno e l'altro 23 secoli. Vado mai qua? Questa è la bellezza della cattedrale, questo contrasto forte tra la facciata barocca, pesante, tumultuosa, e l'interno della chiesa semplice, sobrio, austero, addirittura a spoglio. E la sorpresa? La sorpresa è quella di vedere ancora oggi, dopo 2500 anni, il Tempio greco, che quello che vedete sono le colonne di un tempio greco del V secolo avanti Cristo. Non ci sono solo qua, ci sono anche di qua. Spettacolare. Eccole qua. Pensa, questo è un tempio del 480 a.C., costruito da Gelone, primo tiranno, dopo aver battuto i cartaginesi. Per ricordare la vittoria e ringraziare la dea Atena, innalza il tempio nel punto più alto di Ortigia, dedicandolo alla dea Atena. Colonne alte 8 metri e sono a tamburi. Infatti si vede la linea di giuntura, vedi? Sì. Tra un tamburo e l'altro sono 3 i tamburi e poi c'è il capitello dorico, eccolo là. Ripeto, questo è un tempio del 480, ma non ci sono solo le colonne greche, anche il muro è greco. Questo qui dove ci sono gli archi. Guarda qua, dove ci sono gli archi, dove ci sono i lampadai, fino all'iscrizione, questo è il muro della cella greca, sia a destra che a sinistra. Gli archi però non c'erano nel periodo greco, sono stati poi aggiunti dopo, quindi questo lo devi considerare un muro pieno. Questo è il muro della cella. La cella è la parte centrale del tempio, dentro la quale c'era in questo caso la dea Atena, alla quale era dedicato il tempio. Quindi Tempio di Atena, costruito da Gelone nel 480 per ricordare la vittoria sui cartaginesi. Abbiamo parlato di tutta la parte greca. Sono stati i bizantini che nel VII secolo d.C. hanno trasformato il Tempio in chiesa cristiana. Hanno chiuso lo spazio tra una colonna e l'altra, aprendo le finestre tra una colonna e l'altra, sempre. Eccole là, le finestre bizantine. Hanno scavato gli archi sul muro greco, 8 a destra e 8 a sinistra. In questo modo, sfondando le pareti, hanno creato le navati. La navata centrale, la navata di destra e la navata di sinistra. I bizantini inoltre hanno cambiato l'orientamento della facciata, che mentre la facciata del Tempio era di qua, vi ricordo che il Tempio aveva 6 colonne sulla facciata e 14 colonne sui fianchi, ma la facciata del Tempio era di qua, guardava oriente. I bizantini cosa fanno? Cambiano la facciata e la portano ad occidente, dove siamo entrati. Quindi i bizantini chiudono lo spazio tra le colonne, aprono gli archi e cambiano l'orientamento, trasformandolo in chiesa cristiana. Ma questo avviene dappertutto, non solo a Siracusa, anche il Tempio della Concordia, da Agrigento è stato trasformato in chiesa, anche il Partenone, anche i templi di Paestum sono stati trasformati in chiesa. Però mentre in tutte le altre parti del XVIII secolo tutta la parte cristiana è stata smantellata, qui no, questo è l'unico tempio greco al mondo dove ancora oggi c'è la chiesa cristiana. Dopo i bizantini arrivano gli arabi e lo trasformano in moschea. Questa è stata una moschea. Poi arrivano i normanni e la ritrasformano di nuovo in chiesa. Normanna era la facciata, è stata distrutta dal terremoto, poi c'è quella barocca che abbiamo visto. Ma di Normanno rimane il muro in alto, dove ci sono le finestre, sia a destra che a sinistra. I normanni hanno innalzato il muro della navata centrale per far entrare più luce attraverso le finestre. Poi arrivano gli spagnoli, il soffitto è spagnolo, del XV secolo. Il pavimento è spagnolo.
XVI secolo, l'altare maggiore è spagnolo, il XVIII secolo, tutti i popoli che sono venuti in Sicilia, ognuno ha lasciato la sua impronta, la sua traccia, ecco perché si chiama un libro di storia dell'arte, un museo, perché guardando tutti gli stili, greco, normanno, bizantino, spagnolo, si può ricostruire la storia non solo della città, ma di tutta la Sicilia. E vi ricordo che Siracusa è stata la capitale della Sicilia per 16 secoli. È stata la città più grande, la città più importante, la città guida. Parlare di storia di Siracusa e di storia di Sicilia è la stessa cosa, dal periodo greco fino a quando arrivano gli arabi, perché poi sono gli arabi che portano la capitale a Palermo. E sapete perché Palermo diventa la capitale della Sicilia? Perché, per due motivi. Uno, perché gli arabi venivano dalla Tunisia ed era più vicino arrivare dall'altra parte della Sicilia. E poi perché Palermo fu la prima città conquistata dagli arabi, l'831. Siracusa fu conquistata quasi 50 anni dopo, nell'878. Quindi in questi quasi 50 anni Palermo diventa la città più grande, la città principale e diventa la capitale della Sicilia. Quindi Palermo è diventata capitale della Sicilia perché è stata conquistata per prima rispetto a Siracusa. Ma la cosa più bella della cattedrale qual è? È questo contrasto forte tra le colonne greche del V secolo e l'altare maggiore del XVIII secolo. V secolo a.C. il greco, XVIII secolo dopo quello spagnolo. Ci sono fra l'uno e l'altro 23 secoli, 2300 anni. Tra il barocco e le colonne greche, 2300 anni. Ecco il motivo principale per cui poi Siracusa verrà dichiarata nel 2005 patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. Questa è la sua caratteristica, la sua peculiarità. È la metafora della storia della Sicilia. In alto, se vedete, ci sono delle iscrizioni. Vedete le iscrizioni greche sotto le finestre. Questa è una frase di un papa che scrive una lettera al vescovo di Siracusa, una frase estrapolata da una lettera del 1517. Il papa è Leone X, che sarebbe poi Giovanni Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico. Questo papa scrive una lettera a Siracusa e in questa lettera c'è questa frase, scritto in latino naturalmente: la chiesa siracusana è la prima figlia del divino Pietro è la prima dopo Antiochia dedicata a Cristo. Quindi praticamente in parole povere Leone X dice che è la più antica chiesa d'Occidente. Antiochia si trova in Turchia, no? È la più antica chiesa d'Occidente, più antica di quella romana, perché da qui passa San Paolo. Questo lo dice Luca negli Atti degli Apostoli. Luca dice che San Paolo, al suo viaggio che da Cesarea lo portava a Roma, sbarca a Siracusa e rimane 3 giorni. È la prima città d'Italia che tocca San Paolo nel suo viaggio che lo portava a Roma. Quindi è impensabile che in 3 giorni che è stato qua non abbia predicato la parola di Dio. Ecco il significato di quella frase dove dice appunto che Siracusa è la più antica chiesa dedicata a Cristo, seconda solo ad Antiochia. Qui c'è una bellissima cappella bizantina con ancora delle parti antiche. Qui siamo nel VII secolo, è il periodo quando il Tempio greco viene trasformato in chiesa. Questa è la Madonna della Neve, nel 500, i Gaggini. Qui c'è ancora le colonne greche. Queste colonne, vedete, vengono rasate per metterle allo stesso livello della parete. Qui c'è un'altra bella fila di colonne che ci racconta un'altra storia che ha caratterizzato Siracusa, e non solo Siracusa, ma la Sicilia nel corso, sono i terremoti. Siracusa, la Sicilia orientale, è una zona ad altissimo rischio sismico. Qui siamo praticamente come il Giappone, come la California.
Sotto di noi si incontrano le due placche, africana da un lato e euroasiatica dall'altro, da origine a diversi terremoti. Qui ne abbiamo uno e guardate, lo si vede guardando appunto queste colonne. Sono 6, piano piano, prima colonna, seconda colonna, sono intere. Terza colonna, qua si vede il dente, questo è il tamburo che si sposta poco poco. Quarta colonna, il dente più ampio. Quinta colonna, ancora più ampio. Sesta colonna, ancora più ampio. Questo è l'effetto di un terremoto. Le altre sono tutte cadute, vedi? Questo è il terremoto del 1542. Altro terribile terremoto che ha distrutto parte della città. Qui si vede benissimo l'altezza del tamburo, ci fa capire l'arcaicità del tempio. Un tamburo enorme di 2,70 m. Siamo alla fine dell'arcaismo. Infatti il tempio è datato nel decennio tra il 480 e il 470 avanti Cristo. Tempio dorico trasformato in chiesa. Certo, vengono i brividi a pensare 2300 anni. 2005 precisi, 480 e 2020 sono 2005 precisi. Storia dell'umanità. Guarda che bello. Se metto una linea di piombo è perfetto, guarda. L'allineamento delle colonne è perfetto, di qua lo vedi, guarda l'allineamento. Qui perché si è sentito meno rispetto all'altro lato? Perché qui ci sono le cappelle che sostengono, ci sono le cappelle, no? Lì non c'è niente. In questa piccola cappella possiamo riassumere il contrasto che c'è in tutta la Chiesa, cioè il contrasto tra il cristiano e il pagano. La Chiesa, il Tempio, questo invece è un vaso greco, del III secolo a.C., trasformato a fonte battesimale. Ci sono dei mosaici normanni, XI secolo, il pavimento della chiesa normanna. Il capitello dove si trova il vaso è normanno pure, e anche i leoncelli in bronzo sono normanni.